avanziamo anche una richiesta all'ULSS per affiancarlo anche da un psicologo. Uno specialista al lavoro fianco a fianco all'imam per combattere il terrorismo di seconda generazione, un pool di esperti con mediatori culturali, conoscitori della cultura e della storia araba per aiutare i genitori ad educare i loro figli. È la proposta della comunità islamica di Treviso, che farà una vera e propria richiesta all'ULSS locale per avere la consulenza di uno psicologo da affiancare alle famiglie. I giovani musulmani si trovano alcune volte ad avere delle difficoltà di integrazione e la cultura di provenienza spesso non gli è stata insegnata dai genitori. Questo genera in loro un vuoto. Questo problema tra la mancanza, perché si sentono un po' abbandonati sia della loro cultura sia che della nuova cultura in cui sono nati, e questo voto produce in loro una debolezza e è su questa debolezza che lavorano gli integralisti a livello della rete. Un servizio dedicato anche a quei giovani che si vogliono affiancare alla religione islamica e che cercano le soluzioni via internet rischiando di incappare in siti integralisti che inneggiano la jihad. Il tutto dopo l'allarme lanciato dal Viminale Servizi Segreti, che ha segnalato la presenza anche in Veneto di fondamentalisti e reclutatori. Qualcuno magari chi vuol conoscere gli islami si affida alla rete, a certi siti internet che dietro questi siti c'è l'ombra dell'integralismo, allora iniziano a fare il lavaggio del cervello. Un intervento preventivo di carattere culturale e spirituale per dare ai giovani che cercano un'identità islamica gli anticorpi contro l'integralismo. In caso in cui la famiglia nota comportamenti strani nelle loro figli, può rivolgersi a noi per avere consigli per intervenire a livello culturale